Buonasera da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Lo stupro di gruppo di Palermo, la vittima ribadisce le accuse e nega qualsiasi atto consensuale durante l'incidente probatorio in tribunale. Ad assistere all'interrogatorio in un'aula separata tutti gli indagati. Il dolore di Lampedusa a 10 anni dalla più grande strage di migranti che costò la vita a 368 persone annegate nel Mediterraneo. Anche Catania si mobilita per ricordare i profughi scomparsi. Facevano la spesa o andavano al bar mentre la città restava sepolta da montagne di spazzatura. Blitz alla RAP di Palermo, scovati 101 furbetti del cartellino smascherati dalle immagini della videosorveglianza. Furcisicolo sotto shock per l'uccisione di un ex poliziotto avvenuta davanti a decine di persone. La vittima freddata sul lungomare dall'amico di sempre. La sanità pubblica verso il baratro. La Sicilia ha i conti in rosso e non si prevedono investimenti nel personale nel prossimo triennio. Calcio, vigilia di Coppa Italia per Catania e Messina che domani sera si ritroveranno faccia a faccia al Massimino. Tabiani e Modica pensano al turnover ma non vogliono snobbare l'appuntamento che vale l'accesso al secondo turno. Ancora ben trovati da Sicilia 24, è durato oltre 6 ore l'incidente probatorio in cui la 19enne di Palermo, violentata dal branco il 7 luglio scorso, ha ribadito le accuse e ha confermato il suo racconto. Lorena Dolci. 2 stanze diverse, lei in quella che generalmente i giudici usano come camera di consiglio, loro in un'aula del Palazzo di Giustizia. Non fu un rapporto consensuale, ha detto ai magistrati la 19enne di Palermo violentata dal branco il 7 luglio scorso. Un racconto lucido e pacato, in tutto conforme a quello raccolto dai carabinieri e che smentisce ancora una volta la tesi dei difensori. Volevo stare solo con Angelo Flores, ha detto la ragazza, negando di essersi appartata con i 7 per avere con loro un rapporto di gruppo. Con Flores, il più grande degli accusati, aveva già avuto incontri sessuali, ne era innamorata. È stato lui a riprendere gli abusi col cellulare e a condividerli con gli amici, video che adesso costituiscono una delle principali prove a carico dei ragazzi. Il PM l'ha voluta sentire a porte chiuse in un'aula del tribunale per evitarle lo stress psicologico del faccia a faccia. Lei non poteva vedere in faccia i suoi aguzzini. Gli indagati, tutti in stato di detenzione, in una stanza separata, la potevano vedere e ascoltare. Al GIP la 19enne, oggi ospite di una comunità protetta, ha raccontato per circa 6 ore di aver incontrato il gruppo alla Vucceria nel centro storico di Palermo, di aver bevuto e di essersi allontanata con loro raggiungendo il Foro Italico. Poi la violenza. La vittima era arrivata in tribunale da un ingresso laterale accompagnata dal fidanzato. Accanto a lei per tutta la durata della testimonianza anche una psicologa. La ragazza ha retto il confronto con i difensori ripercorrendo quella notte, le botte, le violenze, le richieste di aiuto ai passanti rimaste inascoltate. Il giudice è intervenuto anche bloccando le insistenti domande dei legali sulle abitudini sessuali della 19enne. La parola ora passa alla procura, che probabilmente chiederà per tutti il giudizio immediato. Il 3 ottobre 2013 un peschereccio carico di migranti si ribaltò davanti alle coste di Lampedusa. In quell'occasione morirono in 368, uno dei più gravi naufragi nel Mediterraneo dagli ultimi anni. Nell'isola il ricordo a 10 anni dalla grave strage. Luca Ciliberti. Sono passati 10 anni da quello che rimane uno dei più gravi naufragi nel Mediterraneo dall'inizio del XXI secolo. Era il 3 ottobre 2013. Al largo di Lampedusa un peschereccio carico di migranti si rovesciò causando 368 morti accertati. Nel decennale della strage il Comitato 3 ottobre ha organizzato 4 giorni di dibattiti e testimonianze per non dimenticare. Il peschereccio era partito 2 giorni prima da Misurata carico di eritrei. Alle 5 del mattino si fermò a meno di mezzo miglio dalle coste di Cala Croce. Quando la costa dell'isola era già ben visibile dal mare, qualcuno di quelli che erano alla guida dell'imbarcazione decise di dare fuoco a delle coperte. Le fiamme causarono un incendio. Molti, per la paura, si spostarono velocemente su un lato del barcone, tanto da farlo capovolgere e affondare. Per quelli che erano nella stiva non c'è stato nulla da fare, non riuscirono neanche a muoversi. Sono passati 10 anni e altre 28.000 persone hanno sacrificato le loro esistenze lungo la rotta del Mediterraneo centrale.
Nel 2013 quella del 3 ottobre non fu l'unica tragedia al largo di Lampedusa. Pochi giorni dopo, l'11 ottobre, un altro barcone naufragò in quello che venne definito il naufragio dei bambini. Morirono 268 persone, fra cui 60 bambini. Abbiamo assistito a un'inazione da parte dei governi italiani ed europei che assomiglia tanto a una forma di complicità per queste morti in mare che sono troppe, che sono inaccettabili e che raccontano il vero fallimento dell'Italia e dell'Europa di fronte al fenomeno migratorio. In seguito ai naufragi di Lampedusa il governo italiano rafforzò il pattugliamento nel canale di Sicilia autorizzando l'operazione Mare Nostrum, che durerà però solo un anno per lasciare posto all'operazione europea Frontex. L'attività di ricerca e soccorso oggi si traduce principalmente in controllo delle frontiere esterne senza uno strumento comune di soccorso in mare. Ricordiamo oggi con profonda commozione il tragico naufragio di Lampedusa di 10 anni fa in cui persero la vita 368 persone. A dichiararlo è la Premier Giorgia Meloni, che ha anche aggiunto: da allora troppe tragedie si sono ripetute per raggiungere le coste d'Europa ed è il nostro preciso dovere porre fine a questa continua strage, anche bloccando la partenza delle imbarcazioni di fortuna. Ma sul provvedimento invece del giudice di Catania, che ricordiamo non ha convalidato il trattenimento di 3 migranti, è intervenuto il ministro Nordio dichiarando: credo che ci siano fondate ragioni per fare ricorso in Cassazione di concerto con il Ministero degli Interni. Il Guardasigilli ha parlato di un provvedimento oggetto di studio e valutazione nel merito. Restiamo ancora sul tema perché anche Catania ricorda le vittime dell'immigrazione, diverse le iniziative, momenti di preghiera ecumenica davanti al mausoleo dei migranti, al cimitero, ma anche un corteo pomeridiano a Piazza Università. Sentiamo Giusy Lazzara. C'è chi viaggia per un sogno e chi invece per bisogno. Questo il pensiero, la denuncia nella giornata nazionale delle vittime dell'immigrazione a 10 anni dalla strage di Lampedusa con 368 morti e 20 dispersi. Rifugiati, profughi, migranti forzati sono persone che fuggono in cerca di protezione dopo essere state costrette ad abbandonare da un giorno all'altro tutto. Arrivano dopo aver lasciato alle spalle tutto, affetti, amici e un paese in cui non potranno mai più tornare. E anche Catania ha ricordato uomini, donne e bambini morti con una preghiera ecumenica davanti al mausoleo dei migranti. Vogliamo mettere all'attenzione dell'opinione pubblica che non possiamo tacere, non si può tacere su tutte queste morti. Ed è stato ricordato una cosa bellissima, che queste morti che vediamo qui dietro, in questo mausoleo che è stato fatto a Catania, non hanno nomi, spesso non hanno nomi, non hanno volti. E questo significa dramma su dramma, dolore su dolore per i familiari che non sanno se i loro congiunti sono morti, sono vivi, dove sono, dove stanno. Nel pomeriggio un corteo da Piazza Stesicoro a Piazza Università. Qui testimonianze dei superstiti e il ricordo dei tanti bambini morti nelle traversate. Voltiamo pagina. Blitz anti-assenteismo alla RAP, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo. 101 netturbini, cosiddetti furbetti del cartellino, sono stati smascherati dalle telecamere mentre andavano al bar o a fare la spesa mentre la città affogava tra i rifiuti. Marco Gullà. C'è chi strisciava il beige e poi andava comodamente al bar, al supermercato o a passeggiare, ma c'era anche il collega altruista che tirava fuori dalla tasca le tessere dei colleghi e le scorreva di nascosto. E poi c'era anche chi si assentava, pur essendo sempre presente, e poi andava a fare la spesa. Una telecamera piazzata dai carabinieri davanti al rilevatore delle presenze dell'autoparco ha svelato un esercito di furbetti del cartellino alla RAP, l'azienda di igiene ambientale di Palermo. Eccoli in questo video coloro che dovevano lavorare e ripulire la città costantemente affogata tra i rifiuti mentre trimbavano il cartellino e poi andavano via senza ovviamente lavorare. La procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, ha indagato per assenteismo 101 dipendenti della RAP. A 18 di loro i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno notificato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine è partita dalla denuncia di una funzionaria dell'azienda che lamentava furti di carburante
tante dai mezzi della società. Gli indagati sono stati pedinati e controllati per giorni. Gli episodi di assenteismo accertati sono stati 1385. Gli inquirenti hanno stimato per la società un danno economico di quasi 40.000 euro per un ammontare di 2.800 ore di assenza. E in tutto questo le cartoline che arrivano da Palermo sono sempre le stesse. Rifiuti su rifiuti, una città invasa da sporcizia e immondizia. Intanto la RAP si costituirà parte civile contro i dipendenti accusati di assenteismo. Il presidente dell'azienda, Giuseppe Todaro, parlando dell'inchiesta della procura sull'assenteismo nell'azienda partecipata del comune, dice: è una vecchia indagine, ovviamente attendiamo l'esito e dove risultassero gravi inadempienze ci costituiremo parte civile. Se ci saranno le condizioni, ha aggiunto Todaro, siamo pronti anche a licenziare. E si è costituito l'autore dell'omicidio avvenuto ieri sera a Furcisicolo nel Messinese, vittima un ex agente della squadra mobile che conosceva bene il 57enne che lo ha freddato in modo plateale sul lungomare della cittadina ionica. Francesco Triolo. Una comunità sotto shock, quella di Furcisicolo, nel Messinese. Questa mattina sono ancora ben visibili i segni dell'efferato omicidio avvenuto nella serata di ieri sul lungomare, a due passi dalla piazza più frequentata. 3, forse 4, i colpi di fucile da caccia che sono stati esplosi da Gaetano Nucifora, il 57enne di Roccalumera accusato di aver ucciso l'ex poliziotto Giuseppe Catania, 63 anni. Tutto avvenuto in maniera plateale, davanti a tanta gente. C'erano gli anziani che lì si radunano per la solita partita a carte, c'era chi faceva jogging sul lungomare o semplicemente una passeggiata. Ma un fatto di sangue così grave, Furci, sulla persona che è conosciuto non solo a Furci ma in buona parte del comprensorio ionio, è stata una cosa che ci ha scioccato a tutti, non c'è niente da dire. Inaspettato, conoscevamo anche l'omicida, inaspettatissimo. Pippo era una persona bravissima con tutti, amico di tutti. I due si conoscevano da anni, una lunga amicizia, le battute di caccia insieme, ma sotto covava qualcosa non legato al lavoro dell'ex agente della squadra mobile, ma di strettamente privato tra i due, tanto che ieri sera Nucifora è uscito da casa proprio con l'intento di trovarlo. Il 57enne, dopo aver commesso l'omicidio, poi è fuggito, tornato a casa prima di presentarsi ai carabinieri di Roccalumera, che già però erano sulle sue tracce. Ai militari ha consegnato anche il fucile commesso per l'omicidio, quindi nella notte il lungo interrogatorio davanti al pubblico ministero Roberta Laspeme, 2 ore in cui avrebbe ammesso di essere l'autore dell'omicidio e al termine delle quali è stato condotto nel carcere di Gazzi. Il corpo di Catania invece è stato portato all'obitorio dell'ospedale Papardo, dove verrà eseguita l'autopsia. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Taormina e coordinate dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio della Procura della Repubblica di Messina. La sanità pubblica va verso il baratro. La Sicilia ha i conti in rosso e tra l'altro non si prevedono investimenti nel personale per i prossimi 3 anni. Lorena Dolci. La sanità siciliana ha i conti in rosso, una voragine di 247 milioni che la pone seconda dietro le province autonome di Trento e Bolzano, che però rispondono ad altri criteri. Lo dicono i dati della Corte dei Conti relativi al 2022, che fotografa una sanità in sofferenza con 15 regioni indebitate. 7, fra cui troviamo di nuovo la Sicilia, non raggiungono la sufficienza rispetto all'erogazione dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, ovvero le cure e le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce ai cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket. Situazione che i cittadini conoscono bene, costretti ad attese anche di mesi per prenotare esami o visite, finendo spesso per optare per professionisti privati a spese proprie. Un quadro complesso a fronte del quale le stesse regioni chiedono maggiori finanziamenti da parte del Fondo Sanitario Nazionale nella prossima manovra di bilancio. Ma il futuro è ancora più fosco. Secondo una nota della Fondazione Gimbe, la sanità pubblica italiana va verso il baratro a causa del crollo del rapporto tra spesa sanitaria e PIL, che va scendendo dall'attuale 6,7% al 6,1% nel 2026. In altre parole, non si prevede di investire nel personale sanitario per il prossimo triennio, confermando che il rilancio del sistema sanitario nazionale, dice il Gimbe, non rappresenta una priorità politica. La lezione del Covid sembra ormai archiviata e dimenticata. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco con altri servizi.
Siamo tornati in studio, la Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per i romeni Vasile Lupascu, 48 anni, e il figlio Vladut di 23 anni, riconosciuti colpevoli di aver ucciso a colpi di zappa, spranga di ferro e coltello nell'Agrigentino il connazionale Constantin Pinau, bracciante di 37 anni. L'agguato avvenne l'8 luglio del 2018 a Naro. E adesso a Palermo, dove i genitori sono sul piede di guerra, genitori di alunni che avrebbero diritto alla mensa scolastica. Il problema è che per il momento si tratta soltanto di attendere. Ci spiega tutto Marco Gullà. Il servizio mense scolastiche nelle scuole di Palermo non è ancora partito, seppur l'anno scolastico sia iniziato già da quasi un mese. Il nodo potrebbe sciogliersi soltanto nella giornata di domani, data della seconda riunione fra la Coop, ditta che ha gestito il servizio negli ultimi anni, e la Vivenda, che si è aggiudicata invece la gara quest'anno, con i rappresentanti sindacali per definire il passaggio di una trentina di lavoratori dalla prima alla seconda, così come prevede la clausola sociale del contratto di lavoro nazionale. Intanto però, mentre la burocrazia, come sempre, continua a primeggiare, gli studenti devono arrangiarsi per il pranzo e nelle chat scolastiche non si parla d'altro. Mamme e papà, in decine e decine di post, si chiedono quando partirà il servizio della mensa scolastica, denunciano i disservizi e si spingono a scrivere che sono pronti a scendere in piazza, a bussare alle porte degli uffici comunali per protesta. Una situazione surreale, con studenti, denunciano alcuni genitori, rimasti anche digiuni. Mio figlio, scrive un genitore, ha dimenticato il pranzo a casa e non ha praticamente mangiato nulla, è vergognoso. Bisognerà quindi aspettare l'esito della riunione di domani e poi capire se in settimana le mense ripartiranno, burocrazia permettendo. Ci fermiamo ancora, un'altra pausa e poi il calcio. Il calcio in chiusura di telegiornale, archiviato il campionato, Catania e Messina si tuffano nella Coppa Italia. Tabiani e Modica potrebbero puntare al turnover per dosare le energie, divieto di trasferta per i supporter peloritani, ma ci dice ancora di più certamente Tonino De Mana. Non c'è tempo per rifiatare e specchiarsi. Catania e Messina, protagoniste vincenti nell'ultimo turno di campionato, si ritroveranno faccia a faccia domani sera per il primo turno di Coppa Italia, gara ad eliminazione diretta. Dal Massimino, per forza di cose, dovrà uscire la squadra che andrà avanti nella competizione nazionale. Essendo un derby e considerata la rivalità tra le due tifoserie, ai supporters giallorossi però è stata vietata la trasferta. Non sarà certamente una partita qualsiasi, anche se i due tecnici, Tabiani e Modica, potrebbero ricorrere ad un ampio turnover per gestire le forze in campionato. Andrà in campo chi ha avuto poco spazio, chi dovrà mettere minuti nelle gambe, ma chi sarà chiamato in causa troverà gli stimoli giusti in un match da inquadrare nell'ottica dei 120 minuti, visto che in caso di parità al 90° sono previsti supplementari ed eventualmente calci di rigore. Formazioni in alto mare e che probabilmente verranno decise dai due tecnici soltanto nell'immediata vigilia, dopo le consuete indicazioni delle rispettive sedute di rifinitura. Dopo il poker di Caserta, Tabiani potrebbe puntare ancora su Di Carmine e Chiricò e la sensazione è che almeno uno dei due possa giocare dal primo minuto. Nel Messina, assenti Giunta e Salvo, probabile impiego di Domenico Franco, fin qui assente per squalifica. Al Massimino, calcio d'inizio domani alle 20:45, dirige Luigi De Angeli di Milano, assistenti Carella e Signorelli, quarto uomo Bonasera. Sugli spalti solo il tifo rossazzurro, visto che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha imposto lo stop ai tifosi peloritani. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per l'attenzione e buona serata.